messa verso la Basilica, Sua Eminenza il Cardinale, per restituirci alla Chiesa intera. Nel mondo intero, Padre Alessandro Morano. Un applauso a questo bellissimo Eminenza di personaggi, gente di Cascia, di Rocca Morena, dei paesi intorno. Un applauso anche a tutte le autorità religiose, pace, e lasciamo la voce dei cantanti, che sono la voce di tutto questo popolo cristiano che inneggia alla gloria di Dio nel nome di questa umile popolo del Casciano, che comprende Cascia, Roccapolena e tutti i paesi che oggi danno gloria alla Santa Croce. Ecco la statua in fondo al viale, sta arrivando. Su queste rose e su quelli che le riceveranno, perché nel ricordo del prodigio della rosa che tu donasti a Santa Rita a conforto della spina che l'associò per 15 anni alla passione redentiva di Gesù, siano ricolmi delle tue grazie e rendano testimonianza a Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora Sua Eminenza benedice con l'acqua benedetta tutte le rose. Quest'acqua benedetta, anche se non riesce ad arrivare a tutti, è come se calasse sul capo di ognuno. Vangelo secondo Giovanni.
di una vita cristiana, vissuta tutta nell'amore verso Dio, conciliazione degli animi, del sacrificio, il messaggio di Santa Rita fu un messaggio di perdono, espressione di indicare la morte del Padre. Fu la sorgente da cui attinse Santa Rita i doni, insieme al pane e al vino per la celebrazione eucaristica, ai doni della terra e alle rose, segno della vita della nostra cara Santa, e l'olio per la lampada votiva che arderà per tutto l'anno davanti all'urna di Santa Rita. Il Signore ricolmi di benedizioni la città di Ostia, che ebbe tra i suoi abitanti, anche se per pochi mesi, il grande padre Sant'Agostino e la madre Santa Monica. Ecco perché è Dio che toglie i peccati del mondo. Signore,